Da oggi è iniziata la distribuzione dei buoni spesa del valore ciascuno di 20 euro a persona per nucleo familiare, per poter usufruire dei fondi che il Governo nazionale ha messo a disposizione dei comuni per la distribuzione alle persone che si trovano in stato di necessità e che sta vedendo particolarmente impegnati l'assessorato alla solidarietà sociale negli esercizi commerciali che hanno fatto richiesta e che ancora ne potranno fare parte. Da oggi è iniziata la distribuzione dei buoni spesa del valore ciascuno di 20 euro per poter usufruire dei fondi che il Governo nazionale ha messo a disposizione dei comuni per la distribuzione alle persone in stato di necessità. Si tratta di un'operazione complessa, molto complessa, che ha impegnato gli uffici della solidarietà sociale e tutti gli altri che hanno collaborato e che ancora è in corso d'opera. Per cui stiamo distribuendo da stamattina i buoni spesa del giorno di coloro i quali hanno presentato la domanda nei giorni 2, 3 e 4. La mattina sono in distribuzione quelli in ordine alfabetico dalla A alla L. Nel pomeriggio saranno in distribuzione quelli dalla M alla Z, sempre però di coloro i quali hanno presentato domande in queste 3 giornate. Gli orari sono dalle 8:30 alle 13:30, dalle 14 alle 19. Naturalmente per stamattina chi non dovesse essere riuscito a venire in mattinata perché non lo sapeva, per esempio, e allora avrà la possibilità di venire anche nel pomeriggio per poter ritirare questi buoni. I buoni saranno distribuiti in ragione della composizione del nucleo familiare, per cui facendo una approssimazione del valore dei buoni per un periodo di un mese, sono 4 buoni per persona, per cui un nucleo familiare di una persona prenderà 4 buoni, 2, 8, 3, 12, 4, 16 e via così, insomma, e via con multipli di 20. E naturalmente i buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali che hanno fatto una convenzione con il comune. C'è un elenco di questi esercizi commerciali che sono all'incirca, al momento sono 20, ma è un elenco aperto, per cui altri esercizi commerciali che volessero essere inseriti possono fare la richiesta e fare la convenzione col comune e potranno essere facilmente inseriti. Quindi ci sarà la possibilità per tutti di poter contribuire con il proprio apporto a questa distribuzione. Quelli che ci sono adesso sono distribuiti un po' in tutto il territorio cittadino e delle frazioni e quindi ci sarà facilità a spendere questi buoni spesa. Naturalmente eventuali economie che dovessero esserci dalla distribuzione di questi buoni chiaramente saranno redistribuiti in un secondo momento, così come in un secondo momento, ormai dopo Pasqua, saranno messi in distribuzione i fondi che derivano dalla determinazione della Giunta regionale siciliana e che ammontano a circa 1 milione e più di euro, per cui dovremo fare un altro ulteriore sforzo per poter dare la possibilità a tanti altri di poter partecipare a questa distribuzione di buoni. Questo per noi è stato un obiettivo molto importante, perché abbiamo voluto dare una prima risposta immediata ai bisogni della gente, anche in ragione del fatto che è chiaro che tutti penso che abbiano piacere di poter fare la spesa prima della festività pasquale. E quindi i nostri uffici hanno fatto veramente uno sforzo notevole, di questo li ringrazio.